Al via in provincia di Agrigento il servizio di richiesta e rilascio del passaporto presso 35 uffici Polis, l'iniziativa di Poste Italiane che promuove la coesione economica, sociale e territoriale in 7.000 comuni con meno di 15.000 abitanti. A San Giovanni Gemini, una delle sedi dove il servizio è disponibile, è stato organizzato un incontro e si è presentata l'iniziativa alla presenza del sindaco Zimbardo, del questore di Agrigento Tommaso Palumbo e alcuni rappresentanti aziendali. Grazie all'accordo tra le Poste Italiane, il Ministero dell'Interno e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, residenti e domiciliati possono prenotare un appuntamento in ufficio postale, presentare la documentazione per richiedere il passaporto direttamente allo sportello tra gli uffici dove sarà possibile usufruire del servizio. C'è anche quello dell'isola di Lampedusa. Anche in provincia di Agrigento i cittadini dei piccoli centri e delle zone più periferiche possono finalmente rivolgersi al proprio ufficio postale per inoltrare la richiesta di passaporto che, data la capillarità dei nostri uffici su tutto il territorio, si rivela un'occasione di rilevante importanza. Quindi come sindaco di San Giovanni Gemini sono veramente contento di questo nuovo servizio, di questo supporto alle pubbliche amministrazioni e naturalmente cerchiamo sempre di venire più incontro alle esigenze dei nostri cittadini, facendo risparmiare tempo, cercando di avere tutti i servizi a portata di mano e anche perché in ogni piccolo centro è presente l'ufficio di Poste Italiane ed è qualcosa di meraviglioso questa collaborazione tra le pubbliche amministrazioni.